Siamo con Roberta Basso, della famiglia Basso molto numerosa, che porta avanti il gruppo che ha il nome di famiglia, che si occupa di edilizia industriale e commerciale soprattutto. In questo periodo il tema a caldo è quello dei capannoni e del concetto di riconversione e sostenibilità. Il capannone spesso viene un po' demonizzato, invece non è così, vero? Ma diciamo che la mia famiglia è solita riconoscere innanzitutto un valore sociale agli immobili che realizziamo. I nostri immobili sono i contenitori all'interno dei quali le persone svolgono l'attività lavorativa e quindi per quanto ci riguarda è importantissimo concentrarci sull'aspetto di rendere sostenibile e di avere una valutazione attenta di quello che può essere la tutela del territorio. In questo senso quindi ci stiamo strutturando all'interno dell'azienda per poter inserire sempre maggiori e nuove tecnologie legate all'impiantistica e legate anche alla sostenibilità dell'edificio stesso. Ad esempio utilizziamo del calcestruzzo catalitico per lo sviluppo dei nostri pannelli che comportano quindi una tutela dell'ambiente, viene sostanzialmente sanificata l'area intorno all'edificio stesso. E, oggigiorno abbiamo creato delle relazioni a livello di stakeholder nel mondo del real estate e delle costruzioni, tale per cui nell'ambito delle comunità energetiche ci stiamo approcciando alla riqualificazione delle nostre iniziative immobiliari dislocate in tutto il nord e centro Italia. E devo dire la verità che è un peccato che si demonizzino queste attività perché creano un indotto particolarmente importante per il tessuto economico-sociale e vi è una grande sensibilità tra noi operatori in questo senso e si affacciano poi anche opportunità di lavoro per giovani ragazzi che continuano a respirare l'esigenza di vivere in ambienti salubri e attenti rispetto al territorio stesso. Anche la bonifica è un aspetto importante, ma spesso è resa più complicata da costi a carico del costruttore e una parte burocratica un po' farraginosa, vero? Beh, assolutamente. Infatti dal mio modesto punto di vista va valutato l'aspetto relativo al contenimento del suolo e l'aspetto relativo alla normativa vigente in ambito di bonifica del terreno, sul quale si va ad insistere in una nuova realizzazione. Molto spesso la normativa è talmente stringente tale da rendere antieconomico l'investimento dell'imprenditore che opera nell'edilizia o nel real estate rispetto a quello specifico territorio. Vi sono delle aree, come ad esempio l'area di Marghera, dove la bonifica diventa veramente antieconomica. Quindi l'auspicio sarebbe che il legislatore prendesse in considerazione l'obiettivo di creare delle norme ad hoc per specifiche aree. Ehm, Noi come gruppo poi abbiamo in questo momento delle relazioni molto strette con operatori che si occupano di sviluppo immobiliare, operatori internazionali che si occupano di sviluppo immobiliare nel territorio, molto attenti anche alla sostenibilità dei loro edifici. Loro stessi chiedono fin da subito la realizzazione degli edifici su greenfield, quindi su territori verdi e quindi proporre loro aree da bonificare rappresenta un discrimine per scegliere il nostro territorio come area su cui investire. Certo. Grazie a Roberta Basso del gruppo Basso di Paese. Grazie infinite, arrivederci.